Cimiteri chiusi stamani ad Agrigento per via dell'allerta meteo che il sindaco della città ha emanato ieri sera. Per tutta la giornata di oggi l'ordinanza parla chiaro: interdizioni per le aree pubbliche, impianti sportivi all'aperto, aree esterne per giochi, sottopassaggi e anche cimiteri. Per cui sia quello di Bonamorone che quello di Pianogatta oggi resteranno chiuse. Stamani ci siamo recati presso il cimitero di Bonamorone e come si vede dalle immagini tutto è chiuso, con ben esposta l'ordinanza recante appunto il divieto. La gente incredula ponda a fare visita ai propri cari con in mano i fiori e quant'altro occorrente non si aspettava tale divieto nella giornata festiva di tutti i santi. Ovvie le lamentele che i presenti ci hanno fatto per la mancanza assoluta di informazione, con molta gente che veniva anche da paesi lontani per porre un fiore sulla tomba dei propri cari. Così hanno dovuto, loro malgrado, ritornare a casa. Annullate tutte le manifestazioni pubbliche all'aperto. Un'appendice dell'ordinanza è arrivata ieri alle ore 20 in redazione. Il sindaco Firetto afferma: se le condizioni meteo dovessero migliorare con ulteriori avvisi da parte della sala operativa regionale, sarà cura di questo ente darne tempestiva comunicazione alla popolazione. Quindi è probabile che in caso di miglioramento meteorologico i cimiteri vengano riaperti. L'ordinanza vale per tutta la giornata di oggi. L'allerta meteo vale per le attività commerciali che operano sulle strade e sulle aree pubbliche. L'avviso alla popolazione è di evitare il transito veicolare nelle zone di Villaggio Mosè, San Leone, nelle vicinanze delle foci del fiume Naro, per via delle acque provenienti dalla diga San Giovanni, del fiume Ipsas, nella strada provinciale 640 per Favara, il fiume Drago nei pressi di Contrada Borsellino, la strada provinciale ove insistono gli attraversamenti dei ponti, il viale delle dune intanto a San Leone per via delle eccessive acque precipitate provenienti dalla zona sovrastante le dune è stato momentaneamente chiuso al transito. Sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco di Agrigento per cercare con le idrovole di liberare le carreggiate. Anche il libero consorzio di Agrigento avvisa che si rafforzerà nelle prossime ore la perturbazione che già ha investito tutta la Sicilia, con precipitazioni diffuse a carattere temporalesco in tutta la nostra provincia e nella regione. Il livello di allerta è quello arancione, come specificato dal Dipartimento regionale della Protezione Civile, che ieri pomeriggio ha diramato l'avviso per il rischio meteo idrogeologico e idraulico, valido appunto sino alla mezzanotte di oggi, festa di Ognissanti. Il gruppo della Protezione Civile del Libero Consorzio di Agrigento è tra i destinatari dell'avviso, ha già attivato le procedure di intervento per eventuali criticità, in accordo con gli uffici della Protezione Civile dei singoli comuni, coinvolgendo tutti gli operatori del gruppo stesso e attivando così le associazioni di protezione civile che hanno sottoscritto il contratto con il Libero Consorzio. Quindi i volontari operatori sono reperibili in caso di richiesta da parte dei comuni della provincia per gli interventi nelle aree più interne. In particolare, afferma il Libero Consorzio, per le zone nei pressi della diga Gammauta e Prizzi, sull'asse del fiume Sosio, Verdura, sulla diga di Villarrosa, sull'Imera meridionale.